TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. Nelle prime ore della mattina del 26 settembre, nei comuni del Portogruarese, i carabinieri della compagnia di Portogruaro hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 indagati stranieri, 2 gambiani e un nigeriano, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di detenzione e traffico di stupefacenti commesso anche in prossimità di scuole. L'indagine ha permesso di accertare che gli indagati gestivano una rete di spaccio di sostanze stupefacenti, nella fattispecie eroina, hashish e marijuana, destinate al mercato del Veneto orientale e che è stato stimato in diverse migliaia di euro il volume di affari relativo al traffico illecito di sostanze stupefacenti. I destinatari delle misure cautelari sono stati portati nelle case circondariali di Venezia, Treviso e Pordenone. E nella mattinata del 24 settembre scorso è avvenuta un'operazione interforze sia sul territorio iesolano che sull'isola del Lido di Venezia. 3 cittadini stranieri sono risultati irregolari sul territorio nazionale e per il tramite dell'ufficio immigrazione sono stati espulsi. Nei confronti di un cittadino tunisino di circa 30 anni, pluripregiudicato e senza fissa dimora, è stato emesso il decreto di espulsione del prefetto di Venezia e l'ordine del questore di trattenimento presso il CPR di Palazzo San Gervasio. Inoltre, un sessantenne di nazionalità tunisina, anch'egli con diversi precedenti di polizia, è stato espulso e accompagnato dai poliziotti presso il CPR di Gradisca di Sonzo in attesa delle procedure amministrative per il suo accompagnamento in Tunisia. Nei confronti di un cittadino marocchino di 27 anni, invece, già colpito da decreto di espulsione, è stato ordinato di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Cambiamo argomento. Continuano le rinunce di molte persone nel voler prendere servizio nei settori pubblici della provincia di Venezia, nonostante si siano superati i concorsi sempre più selettivi e spesso le graduatorie si esauriscono. Il tema sta preoccupando e non poco la Cisola Venezia, che aveva denunciato il fenomeno ancora nei mesi scorsi. Non solo, l'organizzazione sindacale ha portato la questione anche in prefettura nel corso di un incontro avvenuto con il prefetto di Venezia, Darco Pellos. Come osserva il segretario generale della funzione pubblica della Cisola Venezia, Massimo Grella, come sindacato rileviamo che ci pongono 2 domande fondamentali. Una riguarda lo stipendio, giustamente considerato non congruo al tipo di lavoro e ai titoli richiesti, e l'altra è il costo della casa, troppo elevato in un mercato, per così dire, drogato dall'effetto turismo e non regolato dalle istituzioni. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Voltiamo pagina. Un nuovo passo verso la realizzazione della pista ciclabile Drago-Jesolo. È quello che Jesolo ha compiuto ieri sera quando il Consiglio Comunale è stato chiamato a esprimersi sulla proposta di variante al piano degli interventi avanzata dall'amministrazione. La pista, considerata nell'atto approvato dall'amministrazione stessa, consentirà di raggiungere il centro storico di Jesolo attraverso un tratto di 300 metri parallelo alle rampe d'accesso di via Adriatico, proseguendo per circa 600 metri lungo via Drago Jesolo in rialzo arginale fino ad arrivare al piazzale del vecchio municipio, ex Casa del Littorio, con un ultimo tratto di circa 100 metri a sbalzo. L'importo totale del progetto ammonta a 1.600.000 euro, spesa che sarà sostenuta per circa 500.000 euro con risorse del FESR, vale a dire il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguiti, arrivederci.